Ecco la situazione meteorologica. Dopo un periodo piuttosto lungo dominato da condizioni di stabilità e continue rimonte anticicloniche, siamo invece in una fase instabile che ci interesserà almeno per gran parte di questa settimana. Nel primo pomeriggio precipitazioni sul ponente, mentre sugli altri settori i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti e scarsa possibilità di precipitazioni. Poi tra il tardo pomeriggio e la sera invece piogge deboli al più moderate andranno ad estendersi ai versanti marittimi del medio Levante e continueranno anche ad interessare il ponente, meno probabili al centro della regione se non poi durante la notte. Infatti si prevede un'intensificazione delle precipitazioni proprio nella notte tra oggi e domani, in particolare sulle coste del centro-ponente. Venti moderati di scirocco con rotazione a nord in serata ma soltanto sul ponente. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa, localmente molto mosso al largo, temperature in generale diminuzione a ponente nelle aree interne, senza sostanziali variazioni a levante, massime intorno ai 20 gradi. Per domani, martedì 5 maggio, la limite prevede rovesci talvolta intensi a sfondo temporalesco in nottata tra Genovese e Savonese, in decentramento mattutino verso il Levante, piogge deboli o moderate sugli altri settori, alternate a pause asciutte più o meno lunghe e più prolungate a ponente in serata. Ma verso la tarda serata riprenderanno le precipitazioni per un nuovo passaggio perturbato.